48, consigliere Liguori, ne ha facoltà. Grazie Presidente Moras. L'interrogazione mira a conoscere quante unità di personale tra medici, infermieri e OSS siano state trasferite dal punto di primo intervento di Gemona verso i centri vaccinali e in quali di questi sono stati occupati i professionisti. Nelle premesse abbiamo citato il fatto appunto che nel corso del 2020 l'attività del punto di primo intervento di Gemona è stata sospesa con l'obiettivo di trasferire il personale in altre attività legate all'emergenza sanitaria e abbiamo preso atto anche della risposta alla IRI 665 dell'assessore Riccardi, che mirava appunto a conoscere il futuro dei punti di primo intervento di Cividale del Friuli e Gemona, in cui ci veniva risposto che al momento l'azienda sta impegnando il personale che insiste nei punti di primo intervento citati in attività correlate all'emergenza sanitaria per garantire il contrasto dell'epidemia e che si conta che queste attività proseguiranno per il periodo estivo a partire dalla campagna vaccinale. Ecco quindi perché abbiamo chiesto di conoscere quante unità di personale tra medici, infermieri e OSS sono state trasferite dal PPI di Gemona verso i centri vaccinali e in quali di questi sono stati occupati i professionisti. Grazie, Assessore, prego. Il personale impiegato nel punto di primo intervento di Gemona è attualmente impegnato nei pronti soccorsi della Regione per garantire il doppio percorso pazienti Covid positivi, pazienti Covid negativi come segue. Personale infermieristico 5 unità impegnato nei pronti soccorsi di Tolmezzo, San Daniele e Udine. Di conseguenza nessun dipendente del punto di primo intervento di Gemona è stato impiegato nella campagna vaccinale in orario di servizio, ma su base volontaria alcuni hanno prestato servizio extraorario nelle giornate di vaccinazioni cosiddette verticali. 5 unità di personale medico impegnati nel pronto soccorso della Tisana, sempre per garantire i doppi percorsi pazienti positivi, pazienti Covid negativi, fino a metà settembre. 2 garantiscono il turno di urgenza intermedie presso il presidio di Gemona, 2 medici a contratto si sono dimessi per seguire i corsi CEFORMET e di specialità. Non ci sono operatori sociosanitari, ma solo personale addetto al mezzo di soccorso. Consigliere Liguori, prego. Ecco, Assessore, con questa risposta in effetti viene istintivo chiederci perché, visto che comunque il personale dei punti di primo intervento di Gemona e Cividale, che coprono un'amplissima zona della nostra regione in quanto ad esigenze appunto dei punti di primo intervento, non siano stati impegnati nei doppi percorsi Covid e Covid-free proprio a Cividale e a Gemona. Quindi è questa l'osservazione che ci viene naturalmente da fare e l'invito a lei a riaprire naturalmente i punti di primo intervento di Cividale e di Gemona, anche impiegando il personale che appunto è afferente a questi servizi nei doppi percorsi per dare una risposta appunto sia a Cividale che alle Valli del Natisone che a tutto il Gemonese, che è molto ampio come zona, e soprattutto la non comprensione appunto della sua affermazione nella risposta all'interrogazione numero 665 che queste attività proseguiranno per il periodo estivo a partire dalla campagna vaccinale, quindi a tutti gli effetti nessun personale è stato impiegato per questa campagna vaccinale. Grazie. Grazie a tutti. Ritengo approvati i verbali 100 e 102 come avevo dichiarato in premessa. Grazie a tutti, la seduta è tolta.